che le politiche della BCE, che anche il governo Monti in questi mesi ha messo in campo, stanno dimostrando che fanno pagare solo una parte del paese, i lavoratori, i pensionati, i giovani, e non si risolvono nessun problema, perché se capisco dalle notizie di questi giorni non mi pare che siamo in una situazione diversa da quella che c'era circa un anno fa. Questo lo dico con preoccupazione, perché chi può pagare maggiormente il prezzo di questa crisi sono proprio le persone che lavorano, che rischiano di perdere il lavoro, che non ce la fanno. Quindi questa è una parte dell'Italia che vuole cambiare le cose, che vuole andare in Europa avendo però dei diritti e una democrazia un po' più potente. Scusate. Io credo che questo sia un tema che va affrontato. Mi permetto di fare una battuta: sarebbe il momento che si smettesse di dare i numeri, perché non è il momento per nessuno di dare i numeri, è il momento di trovare delle soluzioni. Stiamo parlando di lavoratrici e di lavoratori che hanno maturato dei diritti perché sono stati fatti degli accordi sindacali. Vorrei ricordare che si parla di lavoratori che vengono accompagnati alla pensione in aziende che si riorganizzano, e si è accompagnato questi lavoratori per evitare che altri più giovani, che non avevano la possibilità di andare in pensione, venissero licenziati. C'è anche un'operazione di solidarietà in questi accordi, e credo che sarebbe utile che il governo e il Parlamento assumessero fino in fondo la responsabilità di dare una soluzione. Poi rimangono aperti gli altri problemi. Noi oggi siamo qui a chiedere anche questa cosa. In questa giornata lunga noi, prima di andare via da Roma, vorremmo che ci fossero delle risposte, delle disponibilità precise in questa direzione. Andrete al Ministero dello Sviluppo Economico, infatti. Noi andremo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma noi vorremmo oggi non andare solo lì. Noi vogliamo, come abbiamo anche detto, vogliamo anche portare le persone al Parlamento, perché c'è un distacco in questo momento tra la politica, il Parlamento e le persone. Noi vorremmo che si cominciasse a riparlare dei problemi che le persone vivono, e soprattutto del fatto che chi paga le tasse, in particolare i lavoratori dipendenti in questo Paese, dovrebbe vedere rappresentati i suoi interessi e i suoi bisogni anche dalla politica e dal Parlamento. Senta, questo esecutivo secondo lei è in grado di offrire e dare delle soluzioni? Io mi limito ad osservare che i provvedimenti che sono stati assunti non vanno nella direzione da noi auspicata, perché aver alzato l'età pensionabile o addirittura considerare tutti i lavori uguali, secondo noi è una cosa sbagliata e ingiusta. Così come manca completamente fino ad oggi una vera e seria politica industriale. Cioè, per creare lavoro bisogna fare degli investimenti, e ci vorrebbe un piano straordinario di investimenti pubblici e privati. Per far questo c'è bisogno di chiedere anche all'Europa un'altra politica, e credo che con maggior forza il governo italiano e il Parlamento dovrebbe andare in questa direzione. Noi questo è quello che chiediamo, perché difendere il lavoro, i diritti, credo sia la condizione per poter estendere e rafforzare la democrazia nel nostro Paese. Quanto riguarda Termini Imerese, alla fine non è stato fatto niente. Sono stati persi 6 mesi. Come è noto, noi qualche perplessità sul progetto di Risio l'avevamo, non a caso quando fu avanzata l'Irisbus dicemmo di no. Qui c'erano state date delle garanzie che si sono rivelate infondate. A questo punto però deve essere chiaro un punto: il problema non è dei lavoratori. Siccome la cassa integrazione scade a fine anno, deve sapere la Fiat che non può andarsene licenziando le persone tra qualche mese, e deve sapere il governo di convocare un tavolo, perché occorre trovare una soluzione. La Fiat vuole andarsene, allora si favoriscono altri costruttori di auto veri, non inventati all'ultimo minuto, che permettono di dare una soluzione. Fino a quando non c'è, la Fiat deve essere impegnata a garantire l'occupazione anche a Termini. Questo per noi deve essere fatto, e chiediamo che venga rapidamente convocato un tavolo da parte del Ministro con la Fiat e con tutte le istituzioni, perché non si può permettere a Palermo che 2200 posti di lavoro, di questo stiamo parlando, vengano mandati in fumo e non ci sia alcuna alternativa. Bueno, è una domanda difficile. Questo credo dovrebbe essere anche il Parlamento a fare, perché la contraddizione di questa fase è che c'è un Parlamento che ha espresso una maggioranza, credo che non sia mai esistita nel nostro Paese, per un governo. Però mi pare che la maggioranza degli italiani non è d'accordo con quello che il governo e il Parlamento sta facendo, e penso che noi ci troviamo di fronte a nodi di fondo che non sono stati risolti, perché il taglio delle pensioni da una parte